di governo che ha visto il presidente Mattarella impegnato nelle consultazioni parlamentari con i gruppi del Senato e della Camera che rappresentano i partiti. Mattarella infatti ha dato incarico stamani al presidente in carica Giuseppe Conte per la formazione di un nuovo esecutivo, insomma un Conti bis, che ha accettato l'incarico con riserva. La fiducia al governo potrebbe essere votata già la prossima settimana. Conte provvederà ora a fare il suo giro di consultazioni per vedere chi realmente lo appoggerà, per poi tornare a Quirinale, sciogliere la riserva con la lista dei ministri, quindi il voto di fiducia, e i due maggiori partiti che lo sosterranno sono infatti 5 Stelle e PD. Intanto sulla crisi parlamentare in atto esprime il suo sostegno a Luigi Di Maio, il parlamentare agrigentino onorevole Michele Sodano. Luigi Di Maio, afferma Sodano, nel suo intervento al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella è stato magistrale. Le sue parole mi hanno emozionato non poco, anzi un invito a rivedere il suo intervento e ad ascoltarlo con molta attenzione. Sodano aggiunge nella sua nota pubblicata sul profilo Facebook: solo qualche anno fa avrei pregato per avere tra le figure chiave di questo Paese una persona come Luigi e 300 parlamentari che vivono la propria funzione istituzionale con la massima responsabilità e passione. Oggi questo sogno è realtà e non dobbiamo mai dimenticarlo. La portata rivoluzionaria del Movimento 5 Stelle è enorme. Abbiamo lavorato bene durante il primo anno di governo attraverso un contratto con una forza politica a noi lontanissima e qualora si dovesse trovare un nuovo accordo sui temi e sulle necessità degli italiani, si continuerà a lavorare nella massima trasparenza, efficienza e serietà per dare all'Italia ciò che ha sempre meritato ma che non ha mai avuto. Oggi più che fatti è coraggio. Chi ha detto che cambiare l'Italia sarebbe stato facile? È un percorso lungo e tortuoso, ma noi ce la stiamo mettendo tutta e non si torna indietro. Con i componenti di 5 Stelle delle commissioni bilancio e finanze alla Camera e al Senato è in corso un tavolo di lavoro per definire i temi economici, le priorità in termini di lotta all'evasione fiscale, riduzione delle tasse, sterilizzazione dell'IVA e aiuto alle famiglie e delle imprese. La scelta del leader della Lega Salvini, afferma il parlamentare di 5 Stelle Sodano, di interrompere l'esperienza di governo all'alba della legge di bilancio ha gettato il Paese nel rischio concreto di un innalzamento dell'IVA al 25% e dello stop ai nuovi concorsi pubblici, agli incentivi delle aziende, alle misure costruite da questo governo come quota 100 e reddito di cittadinanza. Questi pericoli, afferma Sodano, vanno impediti ad ogni costo perché colpirebbero le fasce più deboli della società. Alle responsabilità salviniane al Movimento 5 Stelle risponde con la proposta di una manovra di bilancio espansiva e con una linea economico-fiscale seria che abbia il duplice obiettivo di redistribuire in maniera equa il peso delle tasse e contrastare efficacemente i grandi evasori per sopprimere un fenomeno che ci costa ogni anno 110 miliardi di euro, l'equivalente cioè di 3 finanziarie. Do atto, conclude, al presidente Mattarella come in tutti i modi stia spingendo per dare la necessaria stabilità istituzionale alla nazione e do il mio quotidiano contributo al processo di trasformazione del Paese, ringraziando i cittadini per il grande sostegno mostratomi in questi giorni.